Borghi Aquilini. Buongiorno. Non ho fatto particolari anticipazioni perché tanto questa diretta è fatta perché per gli spettatori e gli ascoltatori delle magiche onde di Radio Libertà, per il semplice motivo che se l'avessi fatta in diretta non avrei potuto prendere l'aereo, viceversa. Quindi mentre sto andando a prendere l'aereo approfitto e vi dico quello che devo dire intanto che camminiamo assieme. Sì, camminiamo, perché il nostro genialissimo, fantastico, meraviglioso sindaco Beppe Sala ha ben pensato di sopprimere tutti i mezzi pubblici, per esempio, che passino qua in via Cesare Correnti o nei dintorni, per cui se uno deve fare qualcosa cammina. Fortunatamente devo raggiungere l'aeroporto e l'aeroporto ci si arriva adesso in metropolitana, certo per una linea non progettata da l'esimissimo sindaco. Scusate, questo è il solito casino, no? Mattutino di Milano, perché se uno deve passare in giro deve passare sicuramente con un rimorchio dove salta tutto per aria, quindi tutto bello silente. Quindi intanto che, questo lo dico perché in radio magari qualcuno non vede, c'è, per chi segue sul video, arriva qua questa bellissima fermata e vedete che fermata sospesa, no? Certo, le fermiamo tutte, non ne fermiamo un pezzo, diciamo una linea, poi un'altra, no, le fermiamo tutte. Così facendo tu non hai i mezzi pubblici, però devi fare area C, area Z, no? E così di questo tipo, perché sennò altrimenti devi pagare. Va bene così. Quindi, tornando al motivo però principale della scuola di magia, scusate, c'è solito poco casino, ma d'altra parte siamo per strada e quindi uno si prende quello che c'è. Tornando ai motivi, dicevo, della scuola di magia, oggi parliamo di una delle magie che sono le più desiderate, le più concupite, le più congegnate dai politici e a cui i cittadini non fregano niente, ma che è opportuno che si sappia, vale a dire le famigerate leggi elettorali, perché senza le leggi elettorali si fa fatica a capire buona parte dei discorsi che si fanno relativi a Hamas che fa il partito, faccio il partito anch'io, facciamo il partitino, facciamo il partitello, a cosa serve fare il partito, ma anche la Lega era un partito piccolo prima di diventare un partito grande, no? E così via, e quindi tu che dici che chi fa il partitino sbaglia, ecco, però sei in contraddizione, va bene. Allora parliamo un attimo di queste cosucce. So che alla maggior parte frega poco, però in realtà bisogna capire che la legge elettorale è un pochettino come l'indicazione della gara alle Olimpiadi. A uno potrà anche fregare poco perché dice a me interessa lo sport o a me interessa che vinca l'Italia o cose di questo tipo, no? Ma non è così, cioè nel senso che la legge elettorale ti dice che sport è, e a quel punto se sono i 100 metri è una cosa, se è il salto con l'asta è un'altra, no? E così via, e quindi bisogna riuscire a mettersi un pochettino in bolla. E allora la situazione è la seguente: gli Stati Uniti, giusto per cominciare, hanno un sistema elettorale che è maggioritario, quindi significa, ma maggioritario anche abbastanza particolare, significa che in ogni stato per le elezioni presidenziali, ma anche per le elezioni del congresso, chi prende più voti vince. Per cui non ci vuole un genio per capire che chiunque faccia un partito che si sa essere più piccolo, ma rispetto a quello dei due principali
e stabilizzati, virgolette, no? Mettiamola così, ma è più vicino come idea, come impostazione, come filosofia a uno rispetto che all'altro, in realtà sta facendo un favore a quello più lontano rispetto alle proprie idee. Ma il meccanismo è piuttosto semplice, perché se vince chi prende più voti, significa molto banalmente che te la giochi magari con 1 o 2 voti, perché chi arriva per primo prende tutto il cucuzzaro. E se dall'altra parte, diciamo, quelli che sono più lontani da te, comunisti, più comunisti, ancora più comunisti, globalisti, woke, gender, chiamateli come diamine volete, insomma, quello del vecchio mondo, quello del mondo del globalismo, si mettono tutti assieme e si regolano le loro questioni tramite quella bella cosa che sono le primarie. Alla fine tutti quelli che sono più vicini da quel lato lì voteranno per quel partito. E qui è già la prima riflessione che vorrei fare rispetto a tanti amici faccio il partitino perché sì, sono d'accordo per l'80% delle cose che fai, ma non sono d'accordo per quella roba lì e quindi non ti voto più, no? Così. Poi non c'è cazzo da fare. Se tu dividi il mondo in 2, no? Perché il sistema elettorale è così, è così, cioè tu devi andare dalla parte più vicina a te. Poi magari c'hai quell'unica cosa che per te è fondamentale, va bene, allora se per quell'unica cosa per te è fondamentale e il partito che per l'80% è diverso rispetto a quello che la pensi tu e per il 10% è allineato, e per il 20% è allineato a quello che tu desideri, ma quel 20% è importantissimo, va bene, cioè, in ogni caso è una questione di peso, non una questione di numero. Cioè la questione di peso ti dice che per la stragrande maggioranza di quello che per te conta veramente, no? Quello è quello che si rispecchia nel partito. E quindi se, ripeto, quelli che sono più lontani da noi votano tutti la stessa cosa, anche se fra di loro ci possono essere delle differenze, a te non rimane che, se dovessi fare una scelta razionale, votare per quelli che sono più vicini. Se invece arriva qualcuno, no? E alla mattina si sveglia e dice no, ma io neanche partecipo alle primarie perché io non mi interessa di quello del Partito Repubblicano, io fondo il mio partito, il mio partitino, che si chiami Party of America perché stiamo parlando di Elon Musk, evviva, oppure che si parli absit iuria verbis di qualche cacatina, no? Perché siamo il micro partito di quelli più duri che così facendo, no, ce la facciamo ai seminari. Ecco che l'unico obiettivo che tu puoi fare se ti presenti singolarmente è dividere il campo. Non ci vuole un genio a capire che se quelli che sono più lontani da te come idee prendono 9 voti e quelli che sono più vicini a te come idee ne prendono 8 uno e 2 quell'altro, sommati sono di più, perché sono 10 tuoi e 9 quelli degli altri, ma vince quello che ha 9 perché vince il partito che ne ha di più. Quando la Lega ha iniziato la sua ormai quarantennale esperienza, il sistema era proporzionale. Quindi cosa significa? Significa che ognuno partecipava con le sue idee, senza bisogno di fare coalizioni, no, e cose di questo tipo. E poi eventualmente, se per caso, anche di volta in volta, no, seminari si poteva mettere assieme con altri. In quel caso in Italia il sistema era proporzionale, quindi quando Bossi prese il suo storico primo seggio, vi ricordate, no? Era soprannominato il Senatur perché prese quel singolo voto, quel singolo seggio al Senato. Il sistema era proporzionale, non toglieva voti a nessuno. Dopodiché si andava in Parlamento e si faceva quello che si poteva. Cos'è il problema del proporzionale?
che a occhio sembra più giusto, no? Perché così uno io non devo scendere a compromessi, no? E vado solo con quello che mi interessa. Il problema del proporzionale è che rischia di essere ingovernabile, perché se ci sono 40 partiti, ognuno con la sua bella sfumatura, bello che sono tutti rappresentati, ma il rischio è che non si riesca a fare la maggioranza. Un esempio tipico di buongiorno, un esempio tipico di paese dove si vota col proporzionale, dove non si riesce a fare un governo, è per esempio l'Olanda, tanto per dirne uno, no? Si vota col proporzionale, Wilders, il nostro alleato, prende la maggioranza relativa, in condizioni normali potrebbe governare, e invece non può, perché deve andare a prendere 200 teste che ognuno vuol fare una cosa differente, il risultato non si riesce a fare nulla. E quindi cioè, in Italia in una maniera o nell'altra il sistema proporzionale nella Prima Repubblica andava bene. Perché? Perché c'era grosso modo il partito unico della conservazione, no? Quindi era Democrazia Cristiana, Partito Socialista, liberali, socialdemocratici e repubblicani, che erano gli unici, diciamo, legittimati a governare, perché dall'altra parte c'era un partito comunista che mai avrebbe potuto essere considerato in quell'epoca come tollerabile, no? per la vittoria. E quindi il risultato era che semplicemente il voto serviva a far capire meglio le sfumature fra le diversi partiti che componevano questa maggioranza fissa. Quindi in una maniera o nell'altra con la Prima Repubblica andava bene. Dopo no? Per cui in ogni caso il sistema proporzionale, che pure in teoria a qualcuno potrebbe piacere, non funziona, quantomeno adesso non c'è. Poi possiamo anche dire ma lo rivorrei, va bene, però non c'è, per cui essendo che al momento anche noi abbiamo un sistema quantomeno in parte, ma quella parte è decisiva, maggioritario, perché vi ricordate che alle elezioni ci sono i collegi, tanto devo controllare di vedere di non perdere aerei e similari. Comunque ci sono i collegi che sono quelli proporzionali, quelli tipo dove sono stato eletto io, dove va tutto bene, ma si completa, cioè vale a dire è proporzionale, quindi voi siete liberi di scegliere senza dover necessariamente mischiare con altri partiti. Dall'altra parte però ci sono i famosi collegi uninominali, no? Tipo quello dove, sempre parlando in Toscana, è stato eletto il mio amico Manfredi. Mi spiace, però è evidente che questo tipo di collegio invece funziona esattamente come funziona negli Stati Uniti, no? Vale a dire il primo si prende tutto. E quindi, essendo che i collegi funzionano in questo modo, bisogna allearsi, perché se non ci si alleano vincono gli altri. Esempio tipico, le scorse elezioni, il fatto che il centrodestra è stato sicuramente aiutato da una parte dall'esplorato di Fratelli d'Italia, no? Ovviamente, che era partito in maggioranza relativa e che ha preso tantissimi voti, ma il fatto che, diciamo, in campo opposto fossero tutti separati, Renzi andava da solo, Calenda andava da solo, il PD andava da solo, il Movimento 5 Stelle andava da solo, è ovvio che per l'assegnazione dei collegi uninominali sia stato un discreto aiuto, ecco, da parte delle opposizioni. Poi uno certo può dire, però se io li metto tutti assieme non è detto che li voto, perché io sono del Movimento 5 Stelle, non è detto che a me stia bene il PD, no? Certo, infatti questa è la cosa su cui si gioca tutto. Bisogna vedere se la percentuale che tu raccogli andando da solo, perché qualcuno dice sì, ma non mi va che tu vai in combutta con quegli altri, è superiore rispetto al fatto invece di separare le forze. Magia nera, come ho detto, poi bisogna fare i conti. Però per quello che riguarda nel nostro caso è stra evidente
che se io faccio il partitino che sì, assomiglia a quello che dice la Lega, ma io sono più forte, sono più, perché c'ho il filmato su YouTube dove mi hanno dato 100 like e quindi vedrai che sono io davvero quello che io, no? E similari. Ecco, questo io sta semplicemente portando acqua al mulino del PD, perché per tutti quelli che sono gli uninominali basta togliere magari 3 voti, 5 voti, 10 voti e vince non quello che sta più vicino a te come idee, no? Quindi, ma quello che sta più lontano a te come idee. Questa cosa si è vista per esempio nelle scorse elezioni, quando alcuni nostri ottimi elementi, non so, mi viene in mente uno fra tanti, Armando Siri, e purtroppo, dato che uno ha ben pensato di votare nel suo collegio partitino X o partitino Y, ecco che è arrivato il candidato del PD emiliano, ecco, no? Invece che un Armando Siri. Sono scelte, per carità, ognuno fa quello che vuole, però non potete aspettare che non ve lo dica. Cioè, quando io dico che il famo è partitista, no? Faccio buongiorno, che ogni tanto c'è qualcuno che saluta pure, è contento di vedermi, mi fa piacere. Il famo è il partitista, il partitinista, no? E similari, certo, ma tu mi vuoi togliere il diritto? Ma no, ma fai quello che vuoi, presentati con 1000 partitini, non con uno. Però non puoi pretendere che non ti dica che stai facendo il gioco del PD. Perché è così, cioè, nel senso, la tua sola presenza, sapendo che non hai nessuna possibilità di diventare un partito di maggioranza relativa e quindi di portare a casa il seggio, ha come unico risultato quello ovviamente di far eleggere il candidato che è più lontano dalle tue idee, no? Perché togli i voti dai candidati che hanno la possibilità, o i partiti che hanno la possibilità di portare a casa il risultato, e li dai a quello più lontano, no? In questo caso il PD, immancabile, sirena ambulanza, speriamo che arrivi in tempo, e quindi alla fine questo è, per cui molto semplicemente e poi uno dice, la solita obiezione, ma la Lega, come vi ho detto, la Lega all'inizio partecipava al proporzionale, no? Perché essendoci appunto il proporzionale era suo pieno diritto dato che aveva delle idee, oltretutto del tutto diverse rispetto a quella degli altri partiti che partecipavano, perché nessuno all'epoca portava avanti quel tipo di messaggio, no? che la Lega dei primi tempi sosteneva, andava tranquillamente col proporzionale. Alle prime elezioni che si sono tenute con il sistema maggioritario, vale a dire quelle del 94, con la legge che era il famoso Mattarellum, quindi inventata dal nostro esimio Presidente della Repubblica attuale, che è uguale all'attuale, solo che praticamente c'era più parte maggioritaria, quindi era soprattutto maggioritaria. Ecco che la Lega ha partecipato con il Polo della Libertà e del Buon Governo. Era un sistema quindi dove nei collegi del nord, che era l'unica area dove era presente il partito, la Lega si presentava insieme con Forza Italia insieme con Alleanza Nazionale con quella manovra si riuscì a far eleggere quel governo, che purtroppo durò poco, come succede spesso ai governi che sono magari anche rivoluzionari nell'anima o nell'idea, ma che non hanno particolare esperienza, e che quindi mi verrebbe da dire che assomigliava in parte, no, al primo governo della scorsa legislatura, al giallo-verde. Comunque fatto sta che fu quello della famosa discesa in campo di Berlusconi e sommò i voti in modo molto, molto semplice, cioè senza pensare di dire faccio il partitino, no, e faccio vincere i comunisti anche nel 94.
Perché così, cioè è naturale, è ovvio, è talmente ovvio che le regole del gioco sono così, che chi continua a dire ma no, ma io non l'ascolto perché io voglio fare il mio partitino, cose di questo tipo, essendo che la cosa è così semplice da capire, è evidente che costui stia facendo qualcosa per stia indirizzando la sua attività per conto del PD, perché così è banale. E quando vedo Musk, no, che ragiona di Partito America, no, o similari, Partito America, così tipo, certo che stiamo parlando di Musk che quindi ha mezzi illimitati, no, e con quello che vuoi, quindi stock auto, no, perché potrebbe anche essere un'allegra mossa di marketing. Ricordiamoci che fra 4 anni, quando scadrà il mandato, Trump non potrà più ripresentarsi, anche poi perché comincerà ad avere una certa età, a quel punto può anche essere che potrebbe essere un'idea che magari hanno pensato per riuscire a fare per traghettare tutto fuori dagli schemi del vecchio partito repubblicano, oppure per avere un'opzione in più. Io non lo so, non escludo niente, ma una cosa è certa, che rebus sixtantibus, come si suol dire, finché le cose stanno così, è ovvio che l'iniziativa di Musk è un'iniziativa che favorisce solo i democratici. Non è che se si va al voto anche solo per le elezioni di midterm con un candidato dei democratici, uno dei repubblicani e uno del partito di Musk, passa quello del partito di Musk. No, cioè l'unico che vedrà le sue chance di elezione aumentate sarà il democratico. Così semplice, ecco. Quindi diciamo che fare questa cosa significa voglio che torni Hillary Clinton, Biden, Obama, Kamala Harris e compagnia bella. Poi per carità, uno può anche dire vedi, è perché non gli hanno rinnovato i sussidi delle auto elettriche. Va benissimo, può anche essere legittimo interesse, basta che si sappia. Ok? Quindi un'iniziativa che divide il campo è un'iniziativa a favore di quelli più lontani. Vale sia per Musk, no? Se non c'è sotto una strategia più raffinata, ecco, sia per Musk negli Stati Uniti, de minimis, de stra minimis, vale per tutta quella pletora di enormi partitini, casualmente pompati dalla nostra stampa sempre, no? Perché vi ricordate Casa Pound, no? Sembrava che praticamente esistesse solo quello, ci andava Parenzo e già qui uno dovrebbe capire, ci andava Mentana e già qui uno dovrebbe capire, no? Perché bisognava dargli visibilità, perché ovviamente un voto lì era un voto in meno per il maggioritario alla coalizione di centrodestra e quindi un voto in più per il PD. Quindi Parenzo, Mentana e cose di questo tipo, andando da Casa Pound, no, per fargli pubblicità, per far vedere che c'erano anche loro, stavano semplicemente facendo pubblicità al Partito Democratico, come ovviamente hanno sempre fatto. Per cui insomma questo è, le nostre elezioni sono lontane, quello che vuoi, ma noi abbiamo avuto una lunga pletora di esempi di partitini. Ho provato a fare una lista la sera scorsa, mi sono finiti gli spazi nel messaggio di X, perché c'erano più nomi, Riscossa, Alternativa, Popolare, Europea, Nazionale, così di questo tipo, sovranità di qui, sovranità di là, no? E similari. Ma il risultato è sempre quello, insomma, no? Cioè intenti esclusivamente personalistici e diciamo di comodo al Partito Democratico, contando di avere un minimo di visibilità, sapendo che il Partito Democratico te la dà quella visibilità se appena rischi di essere minimamente pericoloso. Perché sta automaticamente dando visibilità a se stesso. Faccio notare, giusto per far capire come ragionano, che Musk fino a ieri era il nazista,
il braccio teso, lo sfruttatore, il peggio del peggio, il chetamina, il drogato e cose di questo tipo. È bastato che desse quantomeno da lontano una speranza, no, di dire ma forse divide il campo, ed ecco che improvvisamente titolone su Repubblica, il partito di Musk, quanto potrebbe fare, no, il seminario. È così evidente, più chiaro di così veramente non so come si possa essere. Quindi adesso faccio così: mi accompagnate giù in metropolitana, che se no davvero perdo tutto, e quindi dopo che mi accompagnate giù in metropolitana vi saluto. Avete ascoltato Scuola di Magia.